Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto, benvenuto a Paolo Crepè e grazie a Guido Moltedo, il nostro socio, che ha fatto in modo che noi avessimo un autore così importante. Inizio con una citazione dal libro che dovrebbe essere un po' la sintesi della vita, perché come si legge dal sottotitolo, cosa porti con te, racconto di una vita, quindi questo è il racconto della vita del nostro autore. Allora dice a un certo punto verso la fine del libro: un ragazzo che non voleva fare il prete e che è stato messo in convento, che doveva fare carriera accademica, ma presto deciderà di vivere coi matti, che doveva fare lo psichiatra, ma che poi decide di scrivere libri, che doveva fare lo scrittore, ma che poi sceglie di andare incontro a fotografi, artisti, designer di moda. Ho vissuto tante vite e forse sono state altrettante evasioni da vite preordinate, fughe che possono essere lette come una fuga da me, chissà. Quindi cominciamo con le molte vite di Paolo Crepè e direi di andare in ordine cronologico, perché tu sei andato in ordine cronologico partendo dalle radici. Allora, una famiglia per certi versi singolare, per certi versi molto normale. Nonni artisti, papà medico, mamma romagnola molto vivace, però una famiglia low profile. Descrivi che nessuno doveva dire cosa eravate stati, ma semmai dovevi scoprirlo, e tu forse l'hai scoperto un po' alla volta, anche tardi, anche forse dopo la morte dei tuoi genitori, come è stato con la tua mamma, di cui hai scoperto delle cose solo dopo il funerale. Allora, ci racconti le radici? Buonasera. Non so, nessuno è responsabile per le radici, però è responsabile per i germogli. E quindi il seme me lo ricordo perché ho, non so quale strana roba, perché io mi ricordo anche di quando avevo 2 anni, non so perché, ma io mi ricordo com'era il divano, poi mio fratello che è più preciso di me, poi mi ha aggiunto anche che stoffa era, che era una stoffa inglese, mi ha detto anche la fabbrica, ma quel divano è stato l'inizio perché mia nonna mi raccontava le storie. Torino, io sono nato a Torino per sbaglio, ma era una Torino affaticata, distrutta dalla guerra, che stava risorgendo, intossicando la città con i fumi delle fabbriche, che tutti però adoravano perché portavano, come è successo qua a Marghera, come è successo ovunque in questo paese, portavano lavoro, portavano speranza, portavano... E quindi... Però poi c'era anche quell'altra fetta che ho cominciato subito a sentire, che era quello che mi interessava da subito, senza sapere perché, che erano i racconti di questi amici di mio padre. Uno di questi si chiamava Giovanni Rubino, che è stato un professore molto noto, ma ancora forse più noto per me, più amato da me, perché era marito di una donna degli inizi del cinema italiano del dopoguerra, aveva lavorato a Ossessione di Fellini e poi tante cose, e aveva fondato la RAI a Torino con Zatterin, ed era quella che poi, quando io ero bambino, era nata la televisione, fece La nonna del Corsaro Nero, che per me era Fondamentale. living legend. Questa signora straordinaria aveva una vita straordinaria che si svolgeva in questa città tenebrosa, grigia. Non potevi pensare che questa andasse a cena con Hitchcock.
Cioè, tu potevi pensare, ma quello non ti veniva, perché ti chiedevi come mai Hitchcock è venuto a mangiare a Torino, perché poteva rimanere, non so, a Londra, a New York, non so. E invece sì, perché c'era Einaudi, perché c'era Casorati, perché c'era il primo teatro libero del dopoguerra, cioè, per la prima volta hanno messo in scena cose che erano proibite, perché forse adesso non ce lo ricordiamo, ma noi in questo paese non si poteva nominare Miller, non si poteva leggere Tropico del Cancro. Punto. Poi pensatela come volete, ma io questo lo trovo un orrore. Un orrore non poter leggere quello che vuoi. No. E quindi per me erano dei intellettuali che però erano anche qualche cosa di più, erano degli scopritori, erano generosi. Io mi ricordo con quest'uomo, scusate che tu mi hai chiesto come sono nato in queste cose qua, perché poi lui faceva anche da mangiare questo tipo, in maniera perché era amico dei tartufai, perché gli tastava il fegato ai tartufai e quindi gli lasciavano delle robe. E, ai medici all'epoca voleva dire tanto, voleva dire anche Barolo, voleva dire queste robe qua. Che ti portavano perché non sapevano come pagarti. E quindi è stata questa cosa qua, molto molto bella, che è continuata finché la vita di queste persone, litigando. Ricordo una delle cose più belle che sono stati i litigi, che non erano litigi di tirarsi i piatti, era semplicemente io non la penso come te, ma proprio per niente, no? E ti rovesciavano, tu magari eri, me lo ricordo, ero giovanotto già, avevo le idee che sembravano strepitose a me, e lui le smontava. Lo ricordo anche, se proprio volete un flash, dentro una macchina davanti all'Hotel Roma, Torino. Ricordo a chi se l'è scordato che quello è stato l'albergo dove Pavese si è ucciso, e lui e lei, sua moglie, erano grandissimi amici di Pavese. E l'avevano visto la sera prima. E dentro questa macchina con la pioggia lui, che non aveva avuto figli, forse non so, era come se mi avesse adottato per dirmi di no. Non so se riesco a spiegarmi, perché faceva, forse anche al di là delle sue opinioni, faceva il signor no. E mi dice, ma tu cosa pensi di questo, di questo, di questo qua? Vedi che non capisci niente. Era una ginnastica incredibile, perché era come Gassman che parlava a 10 centimetri dalla parete, quando era Gassman, non all'inizio. Perché? Perché si rinforzava la voce. Ecco, lui faceva quella cosa là, era per rinforzare le mie idee, io ti dico di no. E quindi tu me la devi spiegare meglio, perché così non basta. Non puoi ragionare per sentito dire, non puoi ragionare per banalità, non puoi... Questo era un signore di una certa età che perdeva il suo tempo con me. Invece di stare a casa sua che pioveva, ha deciso di stare... Ecco, queste cose sono le radici. Cioè le radici di un dissenso, che non è per moda o per vanità o per niente di queste cose. Poi, sì, e anche le prime frustrazioni, quindi, che sono importanti per un ragazzo. Beh, insomma, senza frustrazioni dove vai? Franco Basaglia diceva una roba molto semplice, non so se si rivolgesse a me. Ho avuto per molto tempo l'impressione che fosse proprio rivolta a me. Ha detto, chi che semona sta a casa? Io dicevo,
Dico cane. Che inizio. Poi mi guardavo, siccome c'ero solo io, forse era un gentile così, insegnamento a dire cosa esci a fare. Certo non ce la fai, invece no. Invece poi ho capito che non era così, che aveva ragione a dire un'altra cosa. La vita è un lampo. A me sembrava un po' banale, ma poi un giorno ho capito che non era così e che era davvero un lampo. Dunque, il sottotitolo, come ha ricordato prima la Presidente, è il racconto di una vita, ma io vedo tante vite qui, tante vite, una stratificazione di tante vite e anche di tante parti che hai fatto, no? Non solo psichiatra, sei stato, e adesso sei una persona, diciamo una star, una rock star sei oggi. Se uno va sul tuo sito è impressionante la tua popolarità, no? Quindi sei arrivato a questo punto attraverso varie vicende. Però io vorrei iniziare da una che in qualche modo alla lontana ci accomuna, quella del manifesto, perché tu nel libro racconti l'esperienza di Nautilus che fu un supplemento del manifesto, ma non fu un supplemento e basta, perché allora il manifesto era un luogo, un laboratorio molto fervido di idee, di iniziative. Ricordo anche il Gambero Rosso che nasce allora in quel periodo con Stefano Bonilli. Ti ricordi Stefano, no? No. Stefano Un pochino dopo. Un pochino dopo, giusto? Scusa. Sì, no, è per la precisione. Vabbè, comunque, in quel periodo lì c'era psichiatria democratica, c'era magistratura democratica, medicina democratica, cioè il manifesto era un po' tutte queste cose qui, no? Ecco, tu come ricordi quel periodo, non solo dentro il manifesto, ma è un periodo che è difficile da raccontare oggi, come un periodo in cui c'è molta depressione, no? E allora invece c'era molto fervore. Come lo vedi alla distanza quel periodo molto importante per te stesso, peraltro, perché è stato un periodo formativo, l'inizio il vero inizio è lì, mi pare, no? In quel tipo con quelle persone, con quelle relazioni con Franco Basaglia, poi sei stato ad Arezzo, c'è tutto un mondo che segna l'inizio della tua traiettoria. Non so, è stato uno sberleffo, diciamo così, l'idea di fare quella cosa che è stata in assoluto la prima esperienza dal punto di vista editoriale di un giornale che contiene una cosa, poi il famoso panino che poi è diventato molto utilizzato da qualsiasi altro quotidiano soprattutto. Non lo so, eravamo anche lì, 4 ragazzi al bar, ci sembrava giusto cercare e usare un altro modo di comunicare. Questa era la cosa che a me interessava di più, che non era autoreferenziale, e lì avevo già acquisito degli anticorpi, perché appunto Franco Basaglia aveva inciso nella mia, per quanto breve fosse stato, ma inciso in modo indelebile. Ricordo perché noi facevamo tardi, perché lui si alzava presto. Io cercavo di non alzarmi prestissimo, poi facevo figura. Quindi lui andava a letto tardi, alle 6 era già in piedi, non so come facesse, e in una di queste notti nelle osterie dei Bacari, nelle cose, lui una volta che io elogiavo psichiatria democratica, perché noi basagliani, mi venne da dire, e lui mi strinse il braccio e mi ha detto: guarda, je suis pas basaglienne. Io ho detto la mia cazzata, e da quella volta
tutti, adesso scusate che può essere un gioco di parole volgare, ma gli ani, tutto non mi piace, non mi interessa, non mi interessa, non so, la politica finisce sempre, no? Con delle truppe di consorterie, di cose che dicono sempre di sì al grande capitano, che citano il capitano, che no, devono ringraziare il capitano. Ecco, lui mi ha insegnato con quella battuta notturna a essere me stesso e a non fidarmi di chi si aggrega, nonostante lui fosse stato un aggregatore, era evidente, però era come dire, almeno tu, no? Almeno tu cerca di usare la tua testa. E poi ho pensato, dopo morto, forse ha pensato che ce l'avessi la testa. E allora lì è diventato tutto molto drammatico, perché se davvero pensi di avere la testa, poi devi lavorare in conformità. Quindi io al manifesto ero molto contento di essere là, così con le mie poche certezze, molto divertimento. Non credo che tutti fossero così contenti. Perché ma cosa è rimasto della radicalità di allora? Mi è rimasto Rossano Rossanda, che una volta mi disse due cose, una dietro l'altra. Una, che bella camicia che hai, è un verde Matisse. E io non sapevo che avevo Matisse addosso, però mi ha fatto molto piacere, perché dentro certi ambienti nessuno guardava che colore della camicia, anche perché erano tutte bianche, tranne uno che era l'elegantone della sinistra italiana, che era Lucio Magri, che è stata una persona straordinaria, che ho visto in un momento non drammatico di più al mondo, perché il giorno dopo è partito per la Svizzera e si è addormentato, diciamo così, in un letto. E la seconda cosa che guardandomi, sorridendomi con quelle sue ironie, con quel neo che aveva Rossana, disse: sai come sono le donne? Dico no, ancora non ho capito bene. E lei ha detto: sono come le meringhe, dure fuori e morbide dentro. Detto da lei mi è sembrata una rivoluzione, perché io pensavo duro e duro, perché lei era molto dura, ha avuto una vita molto difficile, c'era un maschilismo all'epoca che oggi fa ridere, letteralmente, compresi i suoi compagni di scialuppa. Quindi detto da lei questa cosa così frufru quasi, mi è sembrato molto bello, e credo che poi avesse pienamente ragione, perché io poi ho conosciuto donne straordinarie che avevano quella qualità, cioè di sapersi difendere, ma poi di donarti un mondo con dolcezza. Ma dicevo anche della tua anima radicale di allora, cosa rimane? Del tuo essere radicale di allora? Lo sei ancora in un certo senso, e come? Ma io non mi sono mai accorto di essere radicale, però mi è capitato, diciamo così, allora, intanto non credo che la vita sia un ricorrere alla fortuna. Mi dà anche fastidio questo, perché la vita te la devi meritare. La fortuna è pericolosissima, perché ti dà meriti laddove non te li sei meritati, e questo è tremendo per chiunque. Quindi io sono andato a cercarmi le persone. Adesso qui c'è il mio antico compagno di avventure dell'epoca,
Io, al suo mio maestro che si chiamava Rair Terzian, io me lo sono cercato. Anche lui era in redazione. Beh sì, lui era terrificante, cioè lui era, cioè, uno sguardo ti inceneriva, perché poi lui era molto elegante, aveva sempre delle giacche blu, mi ricordo, cravatta e cose, e c'aveva dentro il gilet un orologio. Quando tu parlavi e lui ad un certo punto si annoiava, no? Invece lui tirava fuori questo orologio, me lo ricordo ancora come un incubo, girava questo orologio e fischiettava. E lì capivi Che eri finito. che era finito, cioè che era un deficiente totale, che lui che veniva qua dall'isola degli Armeni, no, che ci dicono, no, questa storia che diciamo ai ragazzi che ci vogliono i soldi, le raccomandazioni, ma uno dall'isola degli Armeni più sfigato di così. E invece è stata la sua fortuna, perché aveva una biblioteca immensa, come voi sapete, e lui era di una cultura che ti inceneriva, cioè a confronto della quale ti sentivi non so cosa, e quindi tornavi a casa la sera, mi ricordo, abitavo a Borgo Roma, e avevi voglia di leggere, perché dovevi colmare disperatamente questa cosa, perché lui, come Cida Pirandello, orco cane, questo non l'ho letta, no, non è che andavi a casa, stavi sui social, poveretti, penso che sfiga avere 20 anni adesso, mamma mia. Lo dico senza malizia, è veramente una cosa. Cioè, e poi quando non c'era quello c'era tutto che spingeva, volendo, verso l'inquietudine che io cercavo di raffigurare in qualche persona, in qualche amore, in qualche... Adesso ti racconto una cosa, se mi permettete, molto veneziana. Io avevo forse 20 anni e avevo un'amorosa che si chiama Francesca, sempre bella, vesita, meravigliosa, che sta a Parigi da una vita. E all'epoca era se io avevo 20 anni, era una ragazzetta bellissima, e io dovevo un po' cercare di inventarmi qualcosa. E quindi la portai qua, a Venezia. Era un mese terribile, novembre, pioggia, insomma, non era proprio romantico, forse sì. E ho avuto la bella idea, io ho detto ti faccio, perché sapevo che lei non l'aveva visto, ti faccio, vediamo se è aperto, andiamo a vedere un giardino, un museo che se è aperto è straordinario. Entriamo a questo cancello di ferro, nella nebbia si intravedeva qualche scultura straordinaria e lì l'emozione che ti aumenta, no? Poi c'era questa cosa, l'amore, l'arte, la cosa era stupenda. Entriamo al primo piano, c'era ogni ben di Dio, scendiamo giù verso il Canale Grande, il secondo piano più basso, riguarda altro ben di Dio, e poi arriva una signora. Una signora con tutto il capello a posto, un tailleur impeccabile, si chiama la regina d'Inghilterra. Eravamo io, Francesca e questa signora, di una certa. Buonasera. Oh, cos'è? E poi non so perché ha capito che, o ha intuito che io potessi capire l'inglese, e mi ha detto se volevamo un tè. Io ho detto, ma che strana signora, perché turista non mi pare. La signora che governa la casa, non so, mi sembra... Vabbè, ho detto, sì, certo signora, me lo faccio io. Va bene, grazie. Ci mettiamo, posso prenderlo con voi? E dico, certo, io ero... Non so perché, ma ero fuori di me.
poi ho capito perché. E poi, non sapendo bene che cosa dire, perché non sapevo cosa dire, c'era un Jackson Pollock dietro. E ho detto, beh, che meraviglia quel Jackson Pollock. Silenzio. Ah, fa lei, Jackson. Dico, no, Jackson Pollock, ho detto io. Sì, sì, Jackson. Ma perché lo chiama per nome? Cosa vuole che spieghi a lei? Dico, no, no, per carità, non voglio entrare. Ma scusi, signora, ma lei chi è? Io sono Peggy Guggenheim. Però, e io ho preso un tè con Peggy Guggenheim. Beh, quel tè te lo cerchi nella vita, non te lo offre nessuno, perché tu ci devi andare, non sai bene perché sei in quel posto. Credo che sia rimasto anche nell'immaginario di Francesca, quando penserà a qualche cosa di bello, penso che una delle tante meravigliose cose che avrà visto lei nella vita, 4 matrimoni, tante cose, quindi insomma una che la vita l'ha cercata e anche la sofferenza, però quel Jackson Pollock con questa che dice, ah certo, bravo ragazzo. No, io non sono andato avanti perché ho detto questa magari è fidanzata anche con tutti quegli altri che sono qua, e in parte era anche così, e in parte era anche così, però va bene, quindi non sono andato su vedova. E neanche su San Tommaso, che era un suo grande amico. A Venezia succede anche questo. Torno indietro. Dici nel libro che la grammatica di casa tua è stata assolutamente femminile, che le donne hanno avuto un'estrema importanza nella tua famiglia, soprattutto la nonna. Sì, Materna. mia nonna, mia madre, molto. Mia nonna, anche lì tutto, in parte l'ho vissuto ma non me ne ero accorto. E gran parte di quello che ho capito l'ho capito molto dopo, morte, eccetera, eccetera. Anche la morte di mia madre, sua figlia, eccetera. La prima cosa è che l'ho scoperto perché appunto questa cosa che tu chiami popolarità ti dà un aiuto, perché ti scrivono persone che altrimenti non... E mi scrisse una volta una persona del paese di mia nonna, Romagnola, cioè Romagna, Carpegna per l'esattezza, Urbino, quella zona là. E mi disse, ma tu, mi dava del tu, e disse, ma tu ti ricordi bene di tua nonna Maddalena? E citava, dice, per esempio, tu secondo me non sai che quando veniva al mare lei si metteva un turbante azzurro indaco, che era il colore di quella vallata, usato poi da Raffaello, e andava al mare in bicicletta da sola. E io ho detto, ah però, che libertà, che no? All'epoca era molto una signora, nonna, già, che andava con un turbante azzurro in bicicletta da sola a prendersi il sole, beh, non era ordinaria. A me sembrava ordinaria perché mi ero fermato ai passatelli, alla sfoglia, a quelle cose lì che lei sapeva fare molto bene, non ero andato oltre. Ed è lì che poi mi sono ricordato di un insegnamento montessoriano, lei che non aveva letto la Montessori, ma secondo me era anche meglio, perché è stata proprio chirurgica. Lei, quando io giocavo al mare, eccetera, eccetera, lei mi guardava e mi diceva, c'è credo nel libro, sì, badati. Mamma mia, genio assoluto. Una roba, adesso siamo all'opposto. Noi abbiamo rovesciato quella saggezza di credere nei ragazzini quando sbagliano e lasciarli che si tirino su dagli sbagli che fanno
non devi essere te della Salvation Army, non devi essere te l'assistente sociale di tuo figlio. E invece adesso siamo arrivati a questo, siamo arrivati ad una demenza educativa che fa paura. Ma tu glielo dici alla gente, perché è vero che viene tanta gente, io faccio degli spettacoli serali sadomaso. Ma è impressionante il sì, è numero impressionante, perché più gli dici ma sei un cretino, e questo ha pagato il biglietto e dice vero. Dice, ma tu sei anche capace di fare lo zainetto a tuo figlio? E questo ti dice di sì, capito? E tu gli dici, ma quanti neuroni sono rimasti? E dici, poco, capito? E vogliono questa sorta non so, di macerazione che non serve a niente poi, perché non so, che poi adesso voi gentilmente avete letto, ma nessuno legge più. Comprano i libri ma non li leggono, secondo me. Infatti per quello che sono importanti le copertine, perché è tutto lì. No, non vai molto. Ma chi è che legge 800 pagine? A parte gli ergastolani, sì, forse. Chi è che legge? È difficile perché ci vuole la testa per leggere 800 pagine, tenere botta, no? È un lavoro. Beh, per questo vengono a vederti. Se è così, forse mi sbaglio io. Ma a proposito di scrittura e di lettura, ma è vero che tu al liceo facevi i compiti male perché avevi paura che la professoressa te li facesse leggere? Sì. Non male per uno scrittore, un conferenziere. Beh, perché... Come esordio. Però dopo c'è stato un episodio che mi piacerebbe che raccontassi. Allora, io avevo questo professore di italiano che si chiamava, me lo ricordo perfettamente, Leone, è già questo, Schiavon, quindi capite che era di questa terra, leone, nel senso che era una parola che lo rappresentava molto bene perché lui era un leone. Era uno bello, elegante, dritto, che non guardava a destra e a sinistra, temuto, amato, in maniera anche sconsiderata secondo me perché era bello, era proprio un attore americano, bellissimo. E lui faceva fare queste cose strane che era tipo scrivere il tema. Poi è successo che una strana mattina di febbraio di un anno, di tanti anni fa, mia madre che si stava facendo il caffè mi ha detto è morto Luigi Tenco. E io sono rimasto malissimo. Non mi ha anche detto come, l'ho capito, sai, sono quelle cose che non hai mai sentito dire, no? Il suicidio io non l'avevo mai sentito nominare, la parola suicidio, perché sì, ci sarà stato qualcosa, ma era censurato. Questa cosa invece avevo capito che non poteva che essere stato così, perché siccome io amavo molto, mi identificavo anche in quel giovane cantante, mi piaceva quella malinconia, mi piacevano quelle parole, che non a tutti i ragazzi piacevano, perché c'erano già i Rolling Stones, perché c'erano i Beatles, e poi c'era Luigi Tenco, che era una terza parte della... E quindi io andai e quel farabutto di Leone Schiavon disse è morto Luigi Tenco, un'altra volta. Quindi mezz'ora dopo, un'ora dopo, quando ero a scuola, adesso dovete scrivere una cosa. E io per la prima volta ho scritto una cosa senza correggerla, perché normalmente avevo adottato questa cosa di scrivere una roba, poi passandolo in bella ci aggiungevo degli errori madornali, in modo che non potessi mai raggiungere un voto che si avvicinasse nemmeno al 5, e quello mi rassicurava molto perché rimanevo nell'ombra. Avevo paura che mi leggessero, perché i migliori temi venivano letti. E invece quella volta mi hanno letto e ho scoperto che forse potevo scrivere.
E quindi l'ho tenuto sempre in un cassetto perché avevo talmente consapevolezza e paura di scrivere che ho detto, non so, deve succedere devono succedere tante cose, poi scriverò. Infatti, quando finalmente ebbi 2 tentativi, uno era appunto attraverso quel professore che ho nominato prima, che era molto amico di Giulio Einaudi, e quindi mi ricordo che scrissi questo, dicendo mi propongo come traduttore di un libro di Foucault che era Sorvegliare e punire. E lui mi scrisse, l'hanno già tradotto. E quindi fine, perché solo l'idea di nominare Einaudi mi piaceva. Chiuso. Poi scrissi una cosa avevo un indirizzo trovato di uno della Mondadori, scrissi una cosa che mi sembrava assolutamente fantastica, gliela mandai perché all'epoca si mandava il manoscritto e poi arrivò questa lettera, ho scritto Mondadori, ho detto è fatta. Pensa quanto ero cretino. E ho detto, siccome c'è la celebrazione contenuta in questa... presi il motorino da Trastevere dove abitavo e ho detto vado in un gran bar, perché questo è un momento che deve rimanere nella mia storia. E andai a Via Veneto, cioè in un posto dove intanto non era da ragazzi, ma secondo poi non potevi, sì un caffè ci arrivavo, ma l'acqua minerale no. E allora proprio pomposamente mi sedetti a questo bar, il cameriere prontamente mi pose il caffè, aprì, lessi e l'ultima riga era quindi continui a fare lo psichiatra perché la scrittura non è per lei. E non sapevo come reagire. Ho ripreso il motorino, sono tornato a casa e mi ricordo che ritornando su per le scale ho detto c'ha ragione. Quindi o si cambia tutto oppure rimani col 6 meno meno. Beh, però hai scritto una quarantina di libri, mi pare. 45. 45. Sì, dopo quel caffè. Sì. Ma era un caffè è stato corretto. Incoraggiante quel caffè. Era un caffè molto corretto, anche se non l'avevo chiesto. Evidentemente, no? Cos'era la canzone? Cosa hai messo in quel caffè? Ho trovato molto interessanti un po' anche perché seguo la politica internazionale parecchio. Tu hai vissuto molto all'estero, hai viaggiato molto, sei stato nei posti più interessanti, no? Come Brasile, Stati Uniti, India. È stato un periodo che, come lavoravi per l'OMS. Sì. Sono stato anche credo l'unico vivente a entrare nel unico manicomio delle Seychelles. Ah, giusto. Sì, che uno dice vai alle Seychelles per altro. Io ci sono andato per il manicomio. Non so che malattia avessi all'epoca, però era straordinario. Fatto dagli inglesi ovviamente, perché gli inglesi ovunque siano andati nel mondo hanno costruito manicomi. Ma i matti sono oltre alle ferrovie, naturalmente. Ma i matti sono tutti uguali? Ma quelli lì, lì alle Seychelles c'era, mi ricordo, perché appunto lavoravo per l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il dato da cui era partito era che il tasso di depressione alle Seychelles era uguale a quello di Stoccolma. Che mi aveva incuriosito, poi ho pensato questa è una delle cretinate che si dicono nelle ricerche, oppure è vero. In effetti aveva una sua ragione, colpiva le ragazze che non potevano o non avevano fatto figli, tanti, perché era una società, quella indigena, di totale matriarcato. Cioè gli uomini non facevano niente a parte copulare ogni tanto,
e poi gli davano una scopetta per pulire la strada. Questo è quello che facevano, quindi stavano, mi ricordo, con questa mano dietro la scopetta, perché alle Seychelles c'è un'unica stagione, quindi ci sono sempre foglie che cadono. E queste ragazze dicevano che entravano in depressione perché non avevano fatto dei figli, metti a 23-24 anni, non avevano già 2 o 3 figli, e quindi chiamavano questo sciamano che si chiamava Bonhomme de Bois, quale diceva che era molto simpatico, me lo ricordo, e ho detto: ma lei come la vede questa cosa? Dice: perché si ferma il sangue. Ma queste ragazze hanno il sangue fermato. Dico: come pensa di... dice: c'è un modo solo, prendere il ragazzo più aiutante, accompagnarli entrambi in una capanna e lui provvederà. E quindi c'avevano quest'idea che no, il sesso portasse a far circolare molto il sangue, che non è proprio totalmente. E quindi era questa cosa qua, e chi non era in questa cosa era proprio messa ai margini della società. È stata un'esperienza molto bella, molto, molto importante, perché poi ho conosciuto tanta gente che lavorava seriamente. Io andavo a vedere queste cose, ma quegli altri erano gente che ha dato tanto in giro per il mondo, in India, hai detto tu, Nepal, insomma, posti, ecco, anche lì mi fa ridere quando dicono i ragazzi che hanno la comfort zone, ma non so. Io mi ricordo una volta ero a Trivandrum è la città sulla punta dell'India. Io dormivo in una specie di dire albergo, era a dire moltissimo, era una roba, e che aveva un armadio in camera. E a un certo punto ho sentito dei rumori dentro sto armadio, e per fortuna non ho aperto, sono andato giù dal ragazzo, perché ovviamente c'era un ragazzetto sotto, e ho detto: scusa, ma per fortuna che sono in inglese, e io ho detto: c'è un po' di rumore dentro il... E ho detto: maybe cobra. E io ho detto: in che senso, scusa? Oh yes. È andato su e ha detto: yes, cobra. Dico: cambiamo stanza. No, non vorrei dormire col cobra, tutto per carità, rispettando la cultura, però. No, per dire come si faceva vivere, come era bella la vita, come era divertente, senza... Non so, forse era anche molto spensierata in quegli anni, poi ovviamente crescendo aumenta la quota parte di pensieri e di apprensioni o di fantasie non sempre positive, quindi... Però all'epoca era molto radiosa, però era strana, capito? Perché nessuno andava a Trivandrum, e poi non è che tornando qui in Italia vincevi la Coppa America. No, tornavi e sapevi che avevano fatto un concorso, tu non avevi partecipato, quindi eri fuori, insomma gli amici se ne vanno, le ragazze pure, quindi non era una vittoria, dovevi ricominciare, però credo che ci siano nella vita anche delle sconfitte prodigiose, importantissime, io ne ho riconosciute alcune. Una è un concorso, l'unico che ho fatto, concorso universitario con mio padre, ci teneva, io l'ho fatto più per lui che per me, per fortuna mi hanno bocciato, proprio stroncato, e così ho potuto continuare a fare quello che piaceva a me, che era un dedalo di cose diverse, perché già allora avevo conosciuto Raymond Depardon, che è uno dei più grandi fotografi viventi, vissuto con lui, girato con lui da un manicomio all'altro, e per ricordare a voi di questa città, lui presentò alla Biennale un documentario che vinse
sezione che si chiamava Manicomio, proprio ed era tutto girato a San Servolo, e alcune delle foto che lui fece all'epoca sono foto che sono rimaste nella storia dell'architettura. E allora puoi dire a te stesso, dopo tanti anni che ci siamo rivisti alla Triennale a Milano, dopo credo passati 40 anni, lui ha 93-94 anni, e quando senti dopo tutto questo tempo Paolo, ma che vita è, che bello, no? Arezzo, io c'avevo una moto Triumph. Se lo ricordava, perché lui veniva tutti gli obiettivi, le cose, tutto dietro, lui era già senza capelli, e via. Sì. E qui, posso raccontarlo, qui in questa città ci fu una cena straordinaria. Allora, io ero un portaborse, un autista, un accompagnatore non richiesto, o forse sì. La casa era quella di Franco Basaglia, dietro qua, sul Canale Grande, e erano Raymond Depardon, Franca non c'era, il quale era venuto con le foto di un reportage che aveva fatto ad Auschwitz per Stern. Quindi Fratino, mi ricordo, meraviglioso, perché Franco aveva buon gusto nei mobili, oltre che in tante altre cose. Quindi grandi fotografie, quelle grandi scatole Agfa arancioni. E la terza persona era una persona che si chiama Germano Facetti. Germano Facetti è stato il più grande grafico editoriale che abbiamo conosciuto. È stato il graphic designer di Penguin per 30 anni. Quindi è stato quello che ha inventato i libri tascabili. Sì. Perché lui nel 1948 andò dal grande editore Penguin, le aveva mandato sua moglie, che era simpaticissima, Mary, era un architetto londinese, gli ha detto vai, cercati un lavoro, fai qualcosa. Lui era bello, Burt Lancaster, pazzesco. E lui ha detto no, non ce la voglio, perché era stato in un lager. Quindi c'aveva anche qualche ragione per non aver voglia di partecipare a questo mondo. E ha detto vai, e alla fine va e vede sto mito dell'editoria, e ha detto guardi, io la saluto, dica se mia moglie telefona che io sono stato qua, però siccome non ho un'idea di come fare il direttore artistico di questa casa editrice, la saluto, vado via. No, dico, fermi un attimo, un'idea ce l'avrà? No, non ce l'ho. Sì, un'idea ce l'ha. Vabbè, allora un'idea, la dico lei, poi vado via perché tanto è una cretinata. Io sono venuto con la metropolitana, c'è un tacco di gente alle 8 di mattina, ho visto una cosa, che a voi londinesi leggete molto, ma tutto poi non sapete dove mettere i libri una volta che siete arrivati alla stazione. E cosa vuol dire? Vorrebbe dire che se li fate un pochino più piccoli stanno dentro il pocket. E voilà, E voilà, capito il genio totale? Bene, questi tre uomini non sapevano quasi niente l'uno dell'altro, un poco, e quando questo sciorinò queste foto terribili nella sua totale bellezza, bianco e nero ovviamente, di Auschwitz, con la neve, come dice la canzone, questo Facetti, che era un uomo che mai avresti pensato che avrebbe potuto piangere, pianse. E Franco mi guardò dicendo, che è successo? Che eravamo imbarazzati. Dico, ma è successo qualcosa? Dice. E lui
Dice, che cazzo, è Auschwitz! Sì, è Auschwitz. Io sono stato lì vicino per 2 anni. Oh Madonna, io non sapevo dove andare. Franco ha detto, beh, anch'io, ma no, i tedeschi anche a me mi hanno messo in galera. E ho detto, scusate, ma almeno non mi ha internato nessuno finora. E lì è nata una delle più grandi idee di mostra fotografica, che vinse un premio, per cui poi fui invitato all'ambasciata americana, perché vinse il premio Lifetime, che era la più grande cosa di fotografia al mondo, e la più bella mostra, perché c'era una serie di cose, la più bella mostra era quella lì, e in effetti era bella perché era l'esterno Auschwitz, l'interno i manicomi italiani. Scusate se poco, ma era... E viene da niente. E questa è la cosa sorprendente, le idee geniali, le intuizioni raffinate erano 3 uomini, un ragazzo, un bicchiere di vino, e non c'era neanche da mangiare perché Franco non aveva mai da mangiare niente. Il vino sì. Era bellissimo perché non sentivi bisogno di niente. Era già successo, nel doppio senso della parola. E quella mostra ha anche colpito non solo Faccetti, ma anche poi quella persona, quel tenutario del bar, che è rimasto colpito dalle foto ai quali tu hai dato la chiave per poter vedere la mostra da solo, perché avevi capito. Quello era un'altra delle cose strane della vita, perché io appunto ero l'addetto a fare tutte le cose, no, pratiche, perché cosa dovevo fare? Il genio era già nelle loro teste, io dovevo solo mettere le braccia. E quindi in questo posto che è Cortona, c'era questa piazza, e siccome non avevamo una lira, nessuno, perché anche Franco non c'era mai una lira per i suoi progetti, è il bello che si facevano i progetti nonostante, e quindi avevamo convinto dei ragazzi di Firenze a stamparci queste foto degli esterni di Auschwitz in scala 1:1. Quindi i reticolati di Auschwitz erano reticolati, insomma, un po' più bassi di quella fila di luci. E naturalmente questi mi chiamarono, mi ricordo, mi hanno detto, guarda, già che le facciamo gratis, usiamo un uomo che le porta, che te le porta, perché dopo deve andare a Roma, quindi tu trovati alle 5 di mattina in piazza, che arriva a sto camion, e smontate. Quindi io ero lì pronto, abbiamo smontato, immaginatevi una piazza rinascimentale, meravigliosa, con un po' di nebbia, 5 del mattino, ti metti, tappezzi tutto questo, perché ovviamente il luogo era chiuso, quindi bisognava metterla fuori, e c'era tutte queste foto di dei reticolati, e punto, poi questo ha preso e è andato via. Davanti c'era un baretto dove io speravo di poter andare a prendere un caffè. Finalmente arriva questo signore che avevo già conosciuto, tira su la saracinesca senza guardare, poi guarda, inorridisce, riabbassa la saracinesca e scappa via. Io non avevo fatto 1+1. Poi finalmente arriva la moglie, faticosamente, dopo un po', e ho detto, meno male che prendo un caffè. Vado a prendere il caffè, gli ho detto, ma scusi, ma il signore che è venuto stamattina, dice, mio marito. No, perché non so cosa è successo, ma è scappato via. Dice, ma scusi, ma è lei che ha messo quelle foto? Dice, no, io no, però sono il custode di quelle foto, adesso stanno tutte dentro già. Ma lei non sa chi è mio marito? Dico, no, è il barista. Sì, a parte quello, è l'unico che è tornato vivo da Auschwitz. E allora ho detto, guardi, io devo fare qualcosa, mi faccia parlare. E finalmente il pomeriggio ci sono riuscito a parlare, gli ho detto, guardi, io mi scuso, ma non avrei potuto immaginare. Però vorrei una cosa, so che per lei è una cosa molto difficile, però io le do le chiavi di questo museo, e lei va dentro,
se vuole, si guarda queste foto e poi mi ridà le chiavi. E così è stato. Vorrei tornare al discorso dei manicomi. Una volta nel libro c'è scritto che tu hai chiesto a Basaglia come fosse nata la rivoluzione, e lui ha detto perché quelle stanze puzzavano. I muri erano impregnati di urina, capii che non sarebbe bastato aprire quelle finestre e quelle porte, ma bisognava tirare giù quelle galere putride. E tu dici che eri d'accordo, quella puzza l'hai sentita anche tu nei manicomi. E chi è che non l'ha sentita? Il problema è quelli che si chiudevano il naso. Ecco, era una metafora evidente, no? Era una metafora ovvia, ma lui parlava per metafore. Era ovvio che quello che diceva è che ci vuole uno spirito che parta da non chissà quale conferenza al Collège de France, ma uno spirito pratico che non è che non contiene minor carati di quello teorico. E quindi credo che la sua battuta, che era una battuta ovviamente, però era molto bella detta ad un ragazzo, nel senso che lui, che ho sempre pensato che non fosse uno psichiatra, ma fosse Martin Luther King, fosse uno che, come dire a Oliviero Toscani che era un fotografo, una bestemmia, molto di più, cioè sono persone che vanno oltre quello che fanno, non ce ne sono tante. Franco era uno di quelli, come facevi a dire che era uno psichiatra, una diminuzione assolutamente insopportabile. Lui è stato quello che ha lottato tra i pochi per i diritti degli ultimi, come avrebbe detto Frantz Fanon, che tutti ricordi della gioventù, I dannati della terra, grande libro, psichiatra. Ma Pied Noir. E la tua passione per i matti? La mia versione è che avevano ragione. No, la tua passione. La tua passione. Sì, che avevano ragione. Avevano ragione, cioè era giusto. Cioè, io mi ricordo, manicomio di Arezzo, uno che si cibava di formiche. Era attentissimo. Io mi ricordo che passava giorni, quando non pioveva, in una scala dove c'erano delle pietre scrostate dove passavano le formiche. E mi ricordo che io ero rimasto incantato da questo mangiatore di formiche. Insomma, adesso che parliamo così di resilienza, no? Ma questo era un maestro, non ha mai detto una parola, non ha mai pronunciato una parola. Cioè, come dire, e io non muoio. Voi mi massacrate, no? mi fate di tutto e avete fatto di tutto con me, ma io resisto. Come? Anche mangiando le formiche. Cioè, era un poeta. Non era un malato di mente. Noi abbiamo vissuto tutto il Novecento e parte di questo secolo con questa ossessione di dichiarare tutti parte di una categoria dell'umanità. E questo ha voluto dire, per esempio, prendere qualsiasi cosa che noi all'epoca chiamavamo sintomi, malattie, patologie, e chiamarle come tali. E questo secondo me è stata una delle cose terribili, perché io penso che l'ansia, l'angoscia siano parti sontuose della vita, cioè forme d'arte. Scusate, qual è l'immagine più vista dall'umanità? L'urlo di Munch. E cos'è? L'angoscia.
Cosa vuol dire? Vuol dire che ci identifichiamo, no? È come Bosch che raffigura l'umanità con quello con l'imbuto in bocca, con quello, no? Era la follia, ma perché Bosch non voleva raffigurare la follia. E poi è andato su tutti i libri di storia della psichiatria del mondo, sempre Bosch. Ma brutta malattia dei psichiatri. No, perché hanno l'ossessione di dire, di catalogare, ma chi sei tu per giudicare? Chi sei tu? Non so, perché dobbiamo ridurre? Lo trovo un affronto. Io lo trovo un affronto, ma non perché non abbiamo bisogno di aiuto, non abbiamo bisogno di quello, questo è un altro discorso. Ma l'idea che uno debba mettere sotto la vita di una persona un'etichetta come fanno gli entomologi, francamente mi pare un po' riduttivo di una persona. Una come la Merini l'ha detto, l'ha scritto, e lei ne sapeva qualcosa di che cos'era un manicomio, però c'è un verso straordinario che diceva che nessuno s'azzardi a togliermi l'ansia, perché parte della mia poesia. Certo, ma questo l'aveva detto Borges, quando descriveva della sua malattia, no? Lui diceva l'ansia del poeta, perché diceva un poeta senza ansia non è un poeta. E c'è bisogno che arrivi uno psichiatra e ti dia anche lo Xanax. Non so, così non scrivi più poesie. No, non è chi che se muore a casa. Ritorniamo sempre lì. Sì, perché io mi ricordo, Stefano se lo ricorderà, quando è morto Primo Levi, sul New York Times campeggiò un articolo del più noto e potente psichiatra della Terra, che era il presidente dell'American Psychiatric Association, che disse: Primo Levi è morto per colpa degli psichiatri italiani che non hanno saputo curare. Io trovai questa cosa spregevole, dégoûtant, come dicono i francesi, totalmente. Cioè, cosa stai dicendo, bestia? Come direbbe Vittorio, che speriamo che si riprenda. Terribile. Ma questo ha conosciuto un lager. Cosa fai? Un on-off? Cosa gli dici? No? Dai, su, riprenditi. No, non lo so, cioè ogni mattina Primo Levi si è alzato e ha detto perché io sì e milioni di altri no? E cosa ti rispondevi? Fortuna, abilità quale? Il contabile? Sì, ma anche Bettelheim si è suicidato, il grande psicoanalista Bettelheim si è suicidato, quindi è una cavolata. No, ma infatti no, ma e questo oggi è ancora di più, perché è ancora più facile etichettare. Questo è un mondo che mi fa paura per la sua capacità di omologazione che ha. Perché oggi, scusate, oggi 8 film su 10 non si potrebbero più riproporre in un cinema. Quasi nessun film di Antonioni, non parliamo Bertolucci, per l'amor di Dio, poi ci ricordiamo della storia del burro, che uno anche ha, ma di quel capolavoro là di Marlon Brando vai a pensare al burro della Normandia. Ma io dico, ma dove siamo arrivati? Ma me la ricordate? Te ricorderai Storaro, direttore delle Luci Bertolucci. Madonna santa, inquadrature 5 del mattino, no? Bello come, no bello, non c'è una parola.
perché era di più di se stesso. Con quel cappotto, io fra l'altro potrei anche fare una lezione sul cappotto di Marlon Brando, perché modestamente ho conosciuto chi l'ha fatto, e ne ha fatto uno anche a me. E ne ha fatti 2 mondialmente noti. Uno era il cappotto di Marlon Brando, cammello, e un altro cappotto cammello doppio petto per un certo Alain Delon in uno dei film più straordinari che ha fatto, che è La notte prima della tempesta. Film impresentabile oggi perché è un professore del liceo di cui si innamora una ragazza che ovviamente è minorenne, per l'amor di Dio, ma è successo. Non dite queste cose, no, perché per carità, è lui che no, questa tribolazione di questo giovane uomo, questa ragazza bellissima, è lui che doveva dir di no, però forse è una roba terribile. E poi è La notte prima della tempesta, perché poi è stato linciato, no, quest'uomo tribolare, lì Alain Delon è altro che la piscina. La piscina è da fiction. Alain Delon in quel film lì è meraviglioso, perché entrambi erano arrivati, no, all'idea di Eros più alta, no, che è vicino alla morte, non è vicino alla vita, è più vicino alla morte che alla vita, e uno va a pensare al burro. No, so, sto politicamente corretto, mi fa venire non ti fa più mangiare, non so, e poi non so cosa vogliamo, qualsiasi cosa non è più possibile. Quindi siamo tornati di nuovo, vogliate o no, comunque la pensiate, a proibire Tropico del Cancro. Uguale, la stessa cosa, stessa tracotanza, questa volta viene da altri ambienti, è peggio. Io ti ho mandato una frase di Pierpaolo Pasolini, mi pare, che era lapidaria, meravigliosa, ma era un martire. Sapeva che sarebbe morto, perché le aveva dette troppe, aveva detto troppo la verità. E questo non ti era permesso 100 anni fa, non ti era permesso negli anni 60, che noi ne dicessimo, negli anni 70 e tanto meno adesso. Perché adesso devi dire ciò che è confortevole, ciò che è accettabile o qualcosa del genere. Però io sono della generazione che ha sentito i grandi del rock e non questi 4 qua. No, perché la Lampo giù avevano già fatto il Led Zeppelin, non c'era bisogno di aspettare i Maneskin. Jimi Hendrix, cioè, se era per tirare giù la Lampo e farti vedere, era già stato fatto. Il problema è che loro non si tiravano giù solo la Lampo, è che facevano della musica celestiale dannata, in quanto celestiale. Painted Black. Painted Black, nato alla Tate Modern. Quando videro quel Total Black, forse quel ragazzo non era solo quello sciupafemmine, il frontman di quei ragazzi, era qualcosa di più. Torna a casa e uno, no, negli anni dello slancio, della cosa, eccetera, eccetera, ti scrive una canzone che dice dipingi di nero. Cosa? Perché tu il nero lo stai attraversando e non c'è niente di male che parliamo di nero. Ho capito che anche le ragazze gli piacerà sto nero, vuoi scommettere? Non perché sfina le efficienti, ma no, è sfina, adesso è influencer. Madonna. Pensa a te passare da Jimi Hendrix all'influencer. Che male che ci siamo fatti.
Io credo, non so come la pensate voi, ma perché io sto parlando di ragazzi che ancora suonano. Cioè, No, poi ragionavo sulla censura, che perlomeno Sì. una volta la censura era chiara, cioè usciva il film, arrivavano i miei colleghi, sequestravano, poi lo dissequestravano, ma insomma era tutto trasparente. Adesso c'è una censura di fatto, che è peggiore Era anche secondo scritto me. attaccato sulla Era anche porta attaccato della chiesa. Esatto, Certo. adesso la censura secondo me è di È fatto, dentro. è dentro. È dentro, e quindi è più difficile stanarla. Però ci vuole qualcuno che abbia il coraggio di dire basta. Cioè, non te la puoi prendere anche con un cappuccetto rosso. Cioè, a tutto c'è un limite, io credo, no? O no? Poi se hai paura che il consenso declini perché diminuiscono i followers, e questo è il problema, è solo questo il problema, quindi noi siamo dipendenti dai dipendenti, e quindi è un problema. Io credo che questa sì che è la fossa dei serpenti, non il film straordinario, ricorda? Una certa Liz Taylor, un certo Montgomery Clift, che Marlon Brando, quando parlava di Montgomery, diceva he is not an actor, he is the actor. Fine. Sì. Trova uno oggi che ti dice lui non è un attore, è l'attore più grande di noi, ma non aveva 20 anni di più, avevano fatto le stesse scuole, erano andati gli stessi. Certo. Quelli che furono chiamati The Rebels, no? I ribelli del cinema americano, James Dean, Marlon Brando e lui. Magnifico, gente che andava contro. Poi Jack Nicholson, mamma mia, che Dio lo tenga ancora un po' su questo pianeta. Ho visto che barcolava fuori da un albergo, ma era bello lo stesso. L'altro giorno l'hanno fotografato, poveretto, fa fatica a camminare, ma deve rimanere più a lungo possibile, sperando che un ragazzo si vada a vedere Easy Rider, che vada a vedere Il Cuculo, che vada a vedere tutto, Shining. Adesso per carità Shining, sennò i ragazzi non dormono più. Non devono dormire i ragazzi. Ma perché devono dormire? Ma che brutta roba è. Dormi a 80 anni. No, 20, scusami, cosa stai? No, il letto non ci deve essere, i divani venduti, tutte le robe orizzontali e toglierle dalle nostre abitazioni. Perché? Perché è troppo presto. No, io credo di sì. Non so, Peter O'Toole, io non so se vi ricordate Peter O'Toole. Peter O'Toole, a parte che era uno degli uomini più belli al mondo, stiamo parlando di robe immense, shakespeariano, gente che aveva cominciato a fare l'attore shakespeariano, straordinario, lui, Barton, altro, perché stiamo parlando, adesso non vi vengono in mente degli attori così strepitosi, anche Barton ha iniziato con Shakespeare. Peter O'Toole mi incantò quando lessi che lui portava solo le calze color verde. E io ho pensato, poi l'ho letto, dico, chissà come ha fatto Lawrence d'Arabia. Perché, scusa, sul copione non ci sarà stato scritto che poteva portare calze verdi. Ebbene, lui aveva le calze verdi sotto. Questa è l'ossessione, la scaramanzia, no? Queste che noi chiamiamo piccolezze sono sintomi di grandezza infinita. I rituali. Certo, perché c'hai la tua fragilità. Era come Salvo Randone, che io ho conosciuto molto bene, forse il più grande attore per l'indiana. E lui mi diceva, sa, ed era già straordinario, io ho un rituale. Mi diceva, io mi dica,
Che rituale ha? No, io prendo quei bicchieri tipo questi, ma grandi, che non si vede cosa c'hai dentro, lo riempio di whisky e lo metto dietro il sipario appena... Ma dico, ma poi se lo scola? Dice no, però voglio sapere che c'è. In qualsiasi... non si sa mai. Ma dico, ma lei è un monumento del teatro, no? Sì, ma ho bisogno del whisky. E questo ti fa rendere l'uomo più bello, più seduttivo, secondo me, perché ti offre una parte, no, attaccabile di se stesso. Non devi essere Aibano, no, questi li abbiamo già adesso, di qua e di là dall'Atlantico. Gente poco conto. Vorrete mettere, ma anche, non so, io penso che sia così, non so, chi gonfia il petto vuol dire che non c'ha idee, secondo me. Sto pensando alla fragilità che io ho fatto 5 pagine di domande per questa cosa, quindi vuol dire... È fantastico. Allora è un complimento che mi hai fatto, molto bene, perché mi sentivo evidentemente fragile e mi sono preparata. Facciamo tutte e 5? No. Tocca Guido adesso. Tocca Guido. No, ma guarda Paolo, io sono ammirato ritorno al tuo sito, perché secondo me è da visitare, perché cioè, hai un numero di incontri in Italia veramente ragguardevole, sei sempre in giro, quindi la domanda è questa, ma conosci l'Italia come pochi tu in realtà, cioè la conosci veramente dettagliatamente? No, ti dico di domani sera, perché a proposito di persone straordinarie, io domani sera sono al Lingotto a Torino. Domenica, casualmente, non casualmente in realtà, perché aveva letto un articolo in cui lo citavo, mi chiama Renzo Piano. Bla 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 bla, vieni a Genova, sì. E poi gli ho detto, guarda, a proposito, io la sera prima sono al Lingotto a Torino. Fai una cosa, certo, vai nei bagni. In che senso? Io ho detto, sì, ma dico, anche se non importa aver bisogno, per favore vai nei bagni e poi mi chiami, perché io voglio sapere se sono ancora puliti. Capite? Uno di 93 anni che hai fatto quel capolavoro, che è un capolavoro, il Lingotto, il restauro del Lingotto, uno dei grandi capolavori dell'architettura moderna, c'era Agnelli, e tu giustamente ti preoccupi e lo dici, perché non stava scherzando, lui voleva sapere se lo tenevano bene, come tenete bene questa roba qua. Perché questa è la bellezza, con tutto quello che ci ho messo per fare quella roba, col ciliegio del Canada, no? Perché suonasse bene, con l'ingegnere tedesco che era il suo grande, no, tecnico del suono, perché doveva essere, no, un suono adatto. Certo, vai a vedere se per caso l'hanno tradita quell'opera, no? È giusto. L'ho trovato speciale però, no? Con tutte le preoccupazioni che ha adesso. È come un bambino, dice, sai, sto facendo una cosa per l'imperatore del Giappone, come se fosse, no, per il dottor non so cosa. E dico, impegnativo. Dice, sì, perché non ha mai fatto costruire niente nel suo parco. Io devo fare un museo. Dico, e quindi devi andare a Tokyo? Sì, spesso. Capito? Lo ripeto, 94 anni, andare a Tokyo come io vado a Mestre. Dai. Ma tu sei un ottimo ritrattista, giornalisticamente parlando, ritrattista, cioè fai tanti ritratti dentro il tuo libro di tante persone ed è uno degli elementi interessanti che rendono piacevole la lettura. E c'è una galleria di personaggi interessanti, soprattutto nell'ultima parte, no?
tra cui Renzo Piano appunto, e poi concludi con Toscano, Oliviero Toscani. E poi altri personaggi, mi sembra soprattutto del Made in Italy si direbbe, le eccellenze italiane, no? E chi di questi? Mi pare Oliviero è quello che... Ma Oliviero, quando è uscito il libro, era ancora qui, poi non più, io ero qua a Venezia quando quella notte è partito. Mi ricordo che mi aveva chiamato la moglie la sera, tardi, prima, ero in ospedale, lei mi ha detto, moglie Sisti, norvegese, è stata una modella meravigliosa, una donna molto straordinaria, intelligente, madre degli ultimi 3 figli. E mi ha detto, sai, Oliviero sta partendo, mi ha detto. E io gli ho detto, è sempre partito. Lo sai, è sempre partito, mai stato fermo. Quindi partirà un'altra volta. Cosa cambia? No? Ed è stato così. Poi c'è stata questa giornata straordinaria nella sua campagna, vicino a Cecina, con le figlie che hanno fatto pensato questa scenografia, perché lui tantissimi anni fa aveva piantato dei cipressi in cima a una collina di sua proprietà, in cerchio, nel frattempo sono diventati maestosi ed è lì che sono state messe le ceneri. E con questo non so cosa avessero portato, insomma, si sentiva in continuazione questa Forever Young, che sarebbe Bob Dylan, che sarebbe stato l'epoca in cui lui fotografava quelli giusti, cioè quelli sbagliati. Cosa vuoi andare a cercare? No? A Warhol andare a cercare questa gente qua. È quello che ti dà divertimento, no? Il Velvet Underground, un gruppo pazzesco. Tutti questi. Ma per questa gente, queste persone, era come per te che vai al bar e incontri Tony, la stessa cosa per loro. Questa nonchalance, questa cosa che non ti fa pesare la storia, non ti dicono sta zitto te che non capisci niente, io quando te ciucciavi il latte io ero già alla factory, cioè non ho mai detto una cosa del genere, perché quelli grandi non hanno bisogno di incensarsi, hanno semplicemente incontrato Andy Warhol. Ma cosa vuoi fare? E per forza cosa fai? Vai via. Lo segui sperando che lui non ti mandi via. E John Giorno, grande, straordinario poeta italiano, ricordatevi di John Giorno, andatelo a leggere, è stato anche un grandissimo artista, totalmente dimenticato, peccato. In Italia ha mai fatto una sua mostra. Però erano tutti persone giovani, ragazzi. Lou Reed più o meno credo che avesse, forse era più giovane di Oliviero, seguito fino alla morte. E questo credo che per un ragazzo, un ex ragazzo, comunque un uomo che cresce, spero di crescere ancora un po', è tutto un nutrimento. È tutto. Allora ti do l'ultima cosa di poi mi sarete stufi. Una sera eravamo a casa sua in campagna, un pomeriggio d'estate, mi dice stasera, voilà, subito così, stasera andiamo a cena in un posto che c'è un giornalista. Vabbè. Partiamo
questa bellissima strada, che è la strada che da dietro arriverebbe a Volterra, stradina di campagna meravigliosa, toscana, tramonto, la sua mitica Land Rover vecchia di 20 anni, verde, cosa ve lo dico a fare? E andiamo, e chiacchieriamo, ridiamo, battute. A un certo punto la strada abbastanza lunga, un po' avanti vedo un gatto nero sbucare da un fosso, attraversare la strada, tornare indietro e sedersi in mezzo alla strada. Lui parlava e dico: Oliviero, io non andrei oltre. Cosa c'è? Guarda, c'è un gatto nero. Oh, per carità, neanch'io, neanche morto. E come facciamo? Mettiti a destra e prima o poi uno sfigato passerà. Siamo stati lì almeno mezz'ora, a chiacchierare, perché tanto doveva passare uno. Quindi siamo arrivati tardi alla cena. Beh, io me lo ricordo ancora così. Mi piacerebbe poter essere ancora dentro quella macchina tutta scassata, che era più bella di una Rolls Royce, perché era piena di vita, di eleganza, anche di rispetto, perché poi alla fine questi uomini che sono molto, poi in realtà sono molto gentili dentro, e questo anche della gentilezza mi sembra qualche cosa che dobbiamo restaurarla. Giusto. Certo, e senti, parli spesso di giovani, tu ti sei occupato moltissimo. Hai iniziato con un argomento che diciamo di cui non si usava parlare, cioè del suicidio dei giovani che fanno male a se stessi. E poi invece sei passato ai cattivi ragazzi, cioè i giovani che fanno del male agli altri. Vuoi un po' raccontarci questo universo che crediamo di conoscere, magari anche noi genitori, e invece non conosciamo, che ci sfugge? Quella del primo libro, che è stato poi il primo libro che ho pubblicato per Feltrinelli, non era il primo che avessi scritto, ma è il primo per un editore importante. Devo ringraziare Galimberti, all'epoca abbastanza giovane, che non conoscendoci, perché questo è il valore di uno che valuta te non per conoscenze, non per amicizie, ma perché ha letto, dice che va bene. Era un argomento complicato, lo capì Costanzo, perché era un uomo che faceva televisione non solo per piacere al suo pubblico, ma anche per scuotere il suo pubblico. Quindi c'era la soubrette un po' così, però poi c'era il grande argomento che scuoteva l'AIDS, per esempio, in quegli anni era... Io mi ricordo le prime volte che andavo da Costanzo, questo ragazzo che era sieropositivo e poi morì, un ragazzo carinissimo, gentilissimo, me lo ricordo, poi sempre più scavato, perché all'epoca si moriva anche, per fortuna adesso molto 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 meno. E poi quindi era un argomento un po' scabroso, mettiamola così. Poi, siccome mi era rimasta la voglia di capire quelli appunto che il male non lo fanno a se stessi ma agli altri, ho cominciato a girare l'Italia in cerca e feci un giro in Italia bellissimo, non sto parlando di quelli un po' delinquenti veri, assassini. Uno, mi ricordo, a Napoli mi spiegava la sera come si fa a ammazzare uno dalla moto alla macchina. Dice: lei lo sa fare, voi lo sapete fare? Dico no, dico perché invece sì, certo. Con le carte mi spiegò come si faceva. Ti rimane qua, anche perché poi quei ragazzi lì,
come dicevano loro stessi, avevano una croce in fronte. Sapevano che non avrebbero campato 80 anni. Ma di quella pallottola sarebbero periti, e infatti è stato così. Però sono state cose che anche lì, insomma, non incontri degli intellettuali, incontri un pezzo di vita che altrimenti non potresti conoscere, perché se non vai lì, se non vai in quel posto lì, con qualcuno che ti introduce, perché non è proprio la cosa più semplice andare, ricordo a Bari, nei quartieri terribili all'epoca, sto parlando dell'epoca in cui di eroina si moriva come le mosche, quindi c'era tutto, AIDS, eroina, morti, ammazzati, cose. Questa era anche un'Italia che forse abbiamo pensato che veniva dopo gli anni terribili del terrorismo, quindi noi abbiamo passato 25 anni che qualcuno se lo ricorda, no? Adesso siamo preoccupati, ma all'epoca si sparava. Io sono cresciuto a Padova dove c'era fiore, qualcuno lo potrebbe chiamare, da qua e da là, tutti e due. Ne abbiamo partoriti entrambi. Alla grande. E non abbiamo ancora capito niente da quella storia là, non abbiamo capito niente del perché l'eroina ha ammazzato centinaia di migliaia di persone, non abbiamo capito perché il terrorismo ha attecchito e ha fatto delle cose, non abbiamo capito perché nelle grandi organizzazioni. Io l'altro giorno ero a Napoli, un teatro via Toledo, quindi centralissimo a Napoli, e ero andato a mangiarmi ovviamente una pizza prima, io non mangio mai dopo, e sono arrivato in questa piazzetta dove c'è un teatro molto noto e mi sento chiamare, era Gratteri, che è anche il procuratore capo a Napoli. Come l'ho abbracciato, ho visto con gli occhi che c'erano 4 giovanotti nella piazza con una strana giacca un po' gonfia qua, che hanno i suoi angeli custodi. Mamma mia, che uomo. Uno che non ti dice non ti accompagno dentro perché non voglio che succeda qualcosa agli altri. So se è chiaro. Non vengo a teatro perché non vorrei che, per te, non per me. Cioè io tanto. Ecco, ogni tanto ricordare anche che c'è questa Italia, che c'è questa gente, che non sono tutti al cimitero, che sono ancora, che forse però bisognerebbe ogni tanto anche osservare con più rispetto, anche togliersi il cappello. Io per uno così, lui c'ha, ecco, a proposito dei ritratti, c'ha gli occhi come le iguane, che è talmente abituato a guardarsi intorno che c'ha gli occhi che secondo me arrivano dentro. Cioè lui costantemente, perché eravamo in un bar, sono arrivati 2 ragazzi in un tavolo vicino, e che ne sai chi sono? Cioè capisci? Quando stai con lui capisci, no? E lui tic, tic, come dire, beh, questi secondo me no, però lo sai dire, che ne sai? E sotto il cappotto, no? Magari uno lo sapeva che veniva là. Insomma, lui è, tanto per sapere, il cognome che viene più citato nelle intercettazioni telefoniche della Camorra. Il primo cognome tra i tanti citati è il suo, e non per gloria. Come dire, prima o poi questo lo becchiamo. Insomma, se esiste ancora un paese che con tutto, quando ricorda i ragazzi, quando tirate 1 milligrammo di cocaina, ricordatevi
centinaia di migliaia di morti che ci sono dietro, torturati, ammazzati. Ogni milligrammo di cocaina ci sono stragi di paesi, in Bolivia, in Messico, ovunque. Te lo ricorda perché poi uno va qua al baretto e se uno lo facesse solo per questo, manderebbe in malora gli affari della malavita di mezzo mondo, sarebbe bello, no? Potremmo mettere anche noi dei dazi sulla cocaina, per esempio. Perché Trump non mette il dazi sulla cocaina? Sarebbe interessante, no? 200% no sul prosecco. Scusa, è meglio, cioè, secondo me il prosecco non è che faccia sempre benissimo, perché se ne bevi 6 litri, però, insomma, o no? Non so se c'è qualcuno di Conegliano qua, però nessuno applaude, quindi vuol dire che non siete di... Zaia però sarebbe d'accordo. Allora, vuoi fare ancora una domanda tu, Guido, Sì. o chiudiamo? Non so. Il tempo di Paolo, no? Ma tu sei stato Io sono assessore, sei stato assessore ai sogni nel comune di Salemi. Anche quella, sì. È stato divertente. Quella è stata un'esperienza Lì c'era di politica. mezzo ovviamente Oliviero Toscani, e quel matto di che Scarpe. faceva su al castello, faceva una scuola di filmografia contro la mafia nella città dei fratelli Salvo, che non erano proprio due così. E mi ricordo, dunque, in questo posto che si chiama Salemi, io ero arrivato la mattina, questi lavoravano tutti come... Arrivato la sera c'avevo una certa fame e mi sono confidato con Oliviero, ho detto, ma qua come finisce la giornata? Dico, andiamo a farci 2 o no? Certo, andiamo da Valentino. Andiamo da Valentino. Entriamo, questo era l'unico ristorantino, trattoria aperto, entriamo, mi fa, senti che adesso... Arriva questo Valentino che era proprio, aveva tutto del mafioso, cioè era proprio come un film di Coppola. Lui lo guarda e gli fa, senta Valentino, mi dica un po', quando vengono i mafiosi qua, dove mangiano? Io ho detto, Madonna, qua non è detto che capisca l'ironia. Infatti questo qui non rideva. Poi un cameriere solerte è arrivato all'orecchio di questo Valentino e gli deve aver sussurrato qualcosa, perché questo da molto gonfio che era diventato, pieno d'ira, non so se aveva anche pensato a qualche cosa d'altro, e poi si è messo a sorridere. Comunque noi avevamo pensato di mettere, abbiamo fatto, da una chiesa, ci eravamo fatti prestare un confessionale, l'avevamo messo su in piazza, vicino al castello, e avevamo detto in giro che io avrei ascoltato non i peccati, che non mi interessano, ma i sogni. Naturalmente la gran parte della gente non ci aveva creduto, e siccome venivano le donne là, io ero come il prete con la tendina, e venivano qua e mi raccontavano i sogni. Il problema è che al bar, frequentato da solo maschi, non credevano in questo, e quindi a un certo punto uno andò da Oliviero dicendo che se continuavo quel confessionale diventava cenere. Allora abbiamo detto, è meglio dirlo al prete che se lo riprenda, perché poveretto non voleva fare niente di male, però non è durato molto. Però è stato anche quelle cose un po' così surreali. Ti è venuta voglia di fare politica? No,
ma neanche Sgarbi, a parte che il vero sindaco era la farmacista, che era l'unica nativa. No, aveva avuto anche delle idee interessanti, per esempio far rivivere delle stazioni della ferrovia che erano state dismesse. Ci sono state delle cose che, a parte quella dei sogni, che era una boutade, ma il resto era tutto molto serio, soprattutto quando il capo, la longa manus della mafia, seppe che si sarebbero utilizzati i fondi europei, lì cambiò qualcosa. E una mattina presto fecero trovare davanti alla casa dove dormiva Vittorio Sgarbi la testa di un maiale. E fu bellissimo perché Toscani disse: c'ho un'idea, la facciamo cucinare. E chiamò l'allora più grande cuoco italiano, il quale cucinò la testa del maiale. Fu uno sfregio tremendo. Non so come mai siamo ancora qua, ma, però è andata così. Bellissimo. Fulvio Pierangelini, per chi non se lo ricorda, tu te lo ricordi, perché è stato quello che aveva ristorato il Gambero Rosso. Gambero Rosso, mito, living legend, e lui che aveva un coraggio da leone arrivò e dice: io so anche farlo, cucinare la testa di un maiale, che non è proprio, che poi per qualcuno è anche una roba deliziosa, le guance, non so cosa sia, interessante. Io sono tra Valentino e la testa del maiale, sono rimasto a dieta, però sì, era un mondo anche così. Adesso sarebbe molto, adesso non voglio fare le solite battute, però insomma era interessante, ecco, era molto interessante soprattutto per i ragazzi, i giovani ragazzi e ragazze che venivano su, imparavano a usare la telecamera, la cosa. Era anche una lezione, non era solo un'esibizione di strane idee, era soprattutto qualcosa di così, però l'importante è esserci stato. Il problema non sono tanti, io credo, gli sbagli che fai nella vita, che quelli secondo me sono più pericolosi, e meno giustificabili le omissioni. Quello credo che dovremmo imparare a evitarle, perché dire non vado a Salemi perché è caldo, perché non mi danno una lira, perché sarebbe stata un'omissione. Mi sarei perso la testa del maiale. Quindi devo dire è andata bene così. Allora, grazie a Paolo Crepè. Sei disponibile per un firmacopie? Certo che sì. Bene. Grazie.